Una cosa che volevo introdurre nella presentazione è esattamente questa. Per caso questo progetto ha messo insieme i due estremi opposti dei bisogni della sanità. Neuroconsulto, il massimo dell'emergenza, il massimo dell'ansia del coinvolgimento del paziente, il massimo della partecipazione. Telelaboratorio, totale invisibilità da parte del paziente, attività sommersa, rapporto con il clinico molto debole. Questo vuol dire che in mezzo possiamo metterci molte altre cose, ma vuole anche dire che abbiamo sondato due diverse opposte modalità di gestione della sanità. Cos'ha il telelaboratorio di particolare? Beh, bisogna capire che il paziente non sa che l'80% delle diagnosi sono fatte attraverso il laboratorio e forse non lo deve neanche sapere. Il paziente non sa, e questo forse deve saperlo, che il 30% di queste indagini rischiano di essere fatte su sistemi periferici non controllati. Questo è l'obiettivo del progetto, controllare questi sistemi. Quindi la mia relazione avrà una ovviamente impostazione molto meno prossima al paziente di quella di Renatoscienza, perché necessariamente si tratta di un'attività che è diciamo, l'estremo opposto del panorama delle attività che questo progetto molto interessante è riuscito a mettere in campo. Che dire, dunque l'agenda, volevo parlare con voi rapidamente di alcune cose, le analisi decentrate, ricordare cosa sono, i risultati del progetto e la ricognizione che abbiamo fatto nella regione e con queste le conclusioni, i margini di miglioramento. Analisi decentrate, tutti sapete cos'è il point of care testing, vuol dire esami fatti sul punto di cura, si riferisce a esami fatti fuori dal laboratorio tradizionale. Si tratta di esami che vengono eseguiti nel luogo dove il paziente è assistito e da parte di personale la cui competenza primaria non è il laboratorio. Quindi partiamo da un concetto, è una struttura intrinsecamente debole e potenzialmente a rischio. Che dire di questo tipo di indagine? Intanto dire che bisogna cambiare batterie è un dato di fatto, ma in realtà le dimensioni del problema non sono piccole, perché il mercato globale di queste indagini rappresenta grosso modo il 35% degli esami di laboratorio e c'è un incremento annuo del 10-12%. Vuol dire che per ogni 10 euro che si spende per il laboratorio, 3,5 sono spesi in questo mercato sommerso. Non è una cosa trascurabile nemmeno in termini di gestione amministrativa del problema. Si tratta quindi di uno scenario in rapida crescita, 12% all'anno, di grande interesse commerciale che fa quindi prevedere anche delle spinte non necessariamente sempre scientifiche e fortemente deregolato. Qui entra il progetto di governance che appartiene al nostro telelaboratorio. Quali erano i nostri obiettivi? Erano diversi, effettuare analisi decentrate con un'architettura che permettesse di tracciare i dati. Il laboratorio fa una numerosità di esami estremamente alta, parliamo di milioni per anno, questi dati devono essere registrati e tracciati e confrontati con i precedenti. Gli esami periferici spesso non lo sono. Secondo, incrementare la protezione di dati sensibili. Non è possibile che l'esame venga trascritto in cartella. Quant'era la glicemia 12 della Maria? Scrive, cioè, si tratta di un approccio che va strutturato in termini di protezione. Poi incrementare la tracciabilità dei dati per ottimizzare i processi amministrativi anche di ribaltamento della spesa o di monitoraggio dei costi. Poi allocare le risorse umane in modo ottimale, un piccolo laboratorio periferico può essere chiuso di notte, gestito col POCT, ci sono molte soluzioni che sono state testate anche nell'ambito del progetto. Ed infine ottimizzare il governo della spesa di queste indagini che tendenzialmente costano di più di quelle di laboratorio e fare un risk management, che vuol dire controllare il processo, controllare la qualità, controllare la formazione, processo, qualità del dato e informazione, 3 elementi chiave per far sì che un dato di laboratorio sia un referto e non un numero. Quindi, detto cosa sono le analisi decentrate e qual è il cuore del problema delle analisi decentrate, volevo con voi riassumere brevemente i risultati del progetto, che sono questi. Il progetto di telelaboratorio aveva l'obiettivo di diffondere un modello organizzativo sostanzialmente basato per l'esecuzione di esami di laboratorio e per la trasmissione di questi esami a un sistema di concentrazione con standard informatici codificati.
Cosa abbiamo fatto? Queste, le palline bianche sono market validation, la prima fase del progetto, le palline verdi sono il deployment, cioè la seconda fase del progetto. Anche qui come in teleconsulto neurologico c'è stato un iniziale sviluppo che ha portato poi a un'ulteriore aggregazione, quindi diciamo che il risultato è stato estensivo nella regione. In termini invece di risultati, volevo mostrarvi la differenza tra gli indicatori come target previsto e il target raggiunto. Si era proposto nel progetto europeo di collegare 21 siti e che questi 21 siti fossero connessi con sistema informatico e di monitorare almeno 30.000 esami. In realtà noi abbiamo collegato 88 siti, tutti collegati con l'IS, e abbiamo monitorato 180.000 esami, con un risultato molto positivo e un successo non trascurabile in termini percentuali. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'Europa siamo stati bravi e ci è stato riconosciuto. Dal punto di vista dal punto di vista invece del cosa volevamo fare in più col progetto, abbiamo aggiunto una cosa che non ci era stata richiesta, ma che tutti abbiamo condiviso come necessaria, e cioè capire cosa succede nel Veneto in questi test decentrati, al di là del fatto di collegarne 88 piuttosto che 21. E abbiamo fatto una ricognizione cercando di vedere qual è la diffusione di questi test, quali sono gli esami fatti in laboratorio centrale rispetto a quelli delle macchinette per tipologia di esame, qual è il livello di integrazione reale, nel mondo reale e non nel progetto, tra i POCT, cioè le macchinette, e il sistema informatico del laboratorio, qual è il grado di gestione della formazione degli operatori, che come ho detto all'inizio non sono tecnici di laboratorio, ed infine qual è il livello di management da parte delle aziende, perché oggi le linee guida internazionali dicono che se non c'è un comitato di management aziendale che decida le strategie e che faccia la priorità dei bisogni, il POCT non esiste. E quindi questo era un punto chiave della nostra valutazione. Diffusione dei POCT. Diffusione dei POCT è questa per tipologia di strumentazione. Allora, per tipologia di strumentazione, voi vedete il colore rosso sono i glucometri, quindi le macchinette per la glicemia rappresentano oltre l'80% degli esami dei POCT. Seguono in celeste gli emogas analizzatori, che sono quelli piazzati nelle unità di emergenza. Poi ci sono diciamo il viola sono gli strumenti di coagulazione, il rimanente sono piccole cose. Quindi diciamo che la parte del leone lo fanno i glucometri, secondo emogas, terzo macchine per la coagulazione. Qual è la distribuzione invece per tipo di struttura assistenziale? In celeste gli ospedali, in rosa i distretti, in viola le RSA e in verde le ADI. Il trattino celeste chiaro all'1% il domicilio, quindi la maggior parte delle macchine sono ubicate negli ospedali. Parliamo del mondo reale, non parliamo del progetto Health Optimum come programmazione di disseminazione. Seguono però le RSA, che rappresentano un'importante parte di esami. Quindi la diffusione di POCT è prevalentemente ospedaliera e concentrata su poche tipologie di macchine. Come si regolano i laboratori degli ospedali in proporzione come attività rispetto ai POCT? Questo numero, qui sono circa 14 milioni di esami valutati, queste sono le cifre con cui ci si deve cimentare purtroppo, perché gli esami di laboratorio sono un'attività che viene fatta in quantità veramente elevata. Bene, vedete, il 73% degli esami sono fatti in laboratorio contro il 19% di esami fatti in POCT non collegati all'IS e solo l'8% di esami fatti in POCT collegati all'IS. Vuol dire che nel globale dei 14 milioni di esami esaminati, scusate il gioco di parole, censiti, 20% sono volatili, perché sono svolti sulle macchinette senza collegamento col sistema informatico. Non ci sono, né dal punto di vista amministrativo, né dal punto di vista della confrontabilità storica con gli altri esami, né dal punto di vista del monitoraggio dei costi. Questo è un dato molto interessante. Ci vede peraltro che c'è una prevalenza di esami fatti ancora giustamente nel laboratorio centrale, anche nelle tipologie sondate, 73% contro il rimanente 27%. Per tipologia, in rosso gli esami fatti per ogni tipologia in laboratorio e in celeste quelli fatti in POCT. Come vedete, la prima colonna riguarda la chimica, la seconda i coagulativi, la terza la troponina, la quarta la glicemia e la quinta l'emogas. L'emogas è fatta prevalentemente decentrata, colonna celeste molto più alta della colonna rossa, mentre la glicemia è fatta più o meno pari.
Tenete conto che però qui c'è anche la glicemia per gli esterni. Se andassimo a vedere come andiamo solo la glicemia per gli interni, vince il POCT, cioè la glicemia per gli interni si fa con le macchinette. E questo è un dato interessante. Gli altri non rappresentano oggi un problema strategico perché, come vedete, per quanto riguarda la chimica, l'INR e la troponina, i POCT sono ancora numeri molto bassi. Premetto che non ci sono evidenze che fare un esame più in fretta serva al paziente. Non c'è un solo lavoro in letteratura che dimostri che l'outcome cambia in termini di salute. Sicuramente l'outcome organizzativo cambia. Quindi anche questa è una parametrazione da tenere bene in mente. Noi non stiamo parlando di salvare una vita, stiamo parlando di modificare vantaggiosamente un'organizzazione, che poi a caduta va a vantaggio di tutti i cittadini, però non è immediato, è traslato, come dicevo all'inizio. Non c'è Beppi che ci bussa alla porta. Ci sono tutti i Beppi del mondo che ci bussano alla porta se non funziona la sanità. Bene, che dire poi del livello di integrazione andando più nel dettaglio dei POCT con il sistema informatico? Questo è il riassunto dei dati, mostra, ripete quello che si era visto, che complessivamente solo il 14% di tutti i POCT sono collegati e l'86% sono scollegati. Prima avevamo visto nel totale degli esami fatti, quindi erano di meno perché c'erano anche tutti gli esami del laboratorio che erano collegati. Qui andiamo proprio sugli esami decentrati, quelli con le macchinette. Del totale degli esami delle macchinette solo il 14% è collegato, l'86% non è collegato. E qui il problema è rappresentato sostanzialmente, come vedremo forse nella prossima diapositiva, se siamo fortunati. La mia vecchia moto funzionava meglio. Ecco, questo qui, vedete, è la distribuzione delle percentuali e dei numeri dei POCT collegati a seconda della tipologia. Come voi vedete molto bene, anche se c'è stato uno spostamento dell'asse terrestre per cui quello è andato fuori, questo rappresentava la glicemia e vedete che i glucometri sostanzialmente non sono collegati, soltanto il 6% dei glucometri non sono collegati. Dal momento che i glucometri rappresentano la maggior parte degli esami decentrati, è evidente che questo pesa sulla carenza di collegamento. Bene, veniamo a dire questo, che la maggior parte dei glucometri non è collegato e che questo fa sì che manchi il controllo da parte dell'azienda, mentre gli hemogas analizzatori sono collegati molto bene. Perché questa diapositiva? Per dire che abbiamo già un modello e che possiamo utilizzare un modello già operativo di collegamento per traslarlo sulle altre diagnostiche. Quindi mettere a confronto la realtà dei glucometri, quasi tutti collegati, con la realtà degli hemogas analizzatori, quasi tutti collegati, con la realtà dei glucometri non collegati, vuol dire che abbiamo dei margini di miglioramento molto importanti. Formazione. La formazione è un aspetto importante, vediamo come va. C'è un programma, riuscite a leggere? Sì. C'è un programma formalizzato di addestramento per chi usa i POCT? Sì, nel 77% dei casi. C'è un percorso formativo definito? Sì, nel 72% dei casi. Sono buoni numeri nella situazione generale della regione. C'è identificato uno o più responsabili per pianificare la gestione della formazione? Sì, nel 77% dei casi. Sono identificati i discenti e sono tracciabili? Sì, nel 68% dei casi. Dov'è il punto debole? Non c'è formalizzazione e tracciabilità nelle competenze del personale che utilizza il POD. Infatti, soltanto il 36% delle US ha una tracciabilità di chi ci lavora sulle macchinette e soprattutto di chi si è formato e se mantiene la formazione. Punto debolissimo del sistema. Margine di miglioramento importante per altre progettualità. E che dire infine dell'ultimo aspetto, quello più critico, quello che fa dire ci siamo o non ci siamo, esistiamo o non esistiamo. Il livello di management aziendale, la direzione strategica delle aziende, vede i POCT? Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto alcuni quesiti. I quesiti sono questi. C'è un gruppo interdisciplinare aziendale di coordinamento formalizzato? Solo nel 27% dei casi. Gli obiettivi e le politiche della qualità, quali il manuale, le procedure e i documenti, ci sono sì nell'82% dei casi. La qualità c'è e le US sono tutte fortemente aggiornate. Il direttore è incaricato formalmente della gestione delle gare, materiali e reagenti? Senz'altro sì, il direttore del laboratorio è coinvolto. Il personale del laboratorio è formalmente dedicato alla gestione delle unità operative esterne? Sì, nel 70% dei casi c'è gente del laboratorio che dà una mano fuori. Questo è molto positivo. La procedura per la tracciabilità delle prescrizioni in regime POCT c'è per gli strumenti non collegati all'IS solo nel 40% dei casi. E la registrazione nelle liste degli esami eseguiti in POCT c'è? Sostanzialmente no, 14% dei casi. Vi enfatizzo i punti deboli, sui quali
Dobbiamo lavorare per far sì che questo sistema venga controllato da noi e non dalle aziende che vendono i prodotti. Dobbiamo ragionare di portare quel 27% almeno all'80%, deve esserci un gruppo definito dall'azienda di coordinamento formalizzato, altrimenti i POCT non esistono. Questo dicono tutte le linee guida, compresi gli indirizzi del Ministero. E poi la procedura per la tracciabilità delle prestazioni è essenziale, ed è essenziale la registrazione storica di questi esami per poter sia confrontarli come tracciabilità che permettere una accountability adeguata a quello che oggi ci viene richiesto. E con questo vi ringrazio per la vostra attenzione.